Cari telespettatori, ben arrivati con noi, ben arrivati con i nostri ospiti. Parliamo del raduno dei bersaglieri. Arriva il 66esimo anno 2018 raduno dei bersaglieri. Dove si svolge, come si svolge, perché è stato organizzato, che valenza viene ad avere, chi sono tutt'oggi e nel passato nella storia i bersaglieri e cosa vuol dire organizzare un raduno. Non è una cosa di poco conto. Che cosa coinvolgerà, quando si svolgerà, insomma quante domande, quante risposte ve le daremo nel corso della nostra serata con i nostri ospiti esperti. Ve li presento subito. E allora Mauro Cattai, presidente comitato organizzatore del raduno dei bersaglieri, grazie di essere qui con noi. Fausto Niero, vicepresidente comitato organizzatore raduno, grazie. Ida Rosa Carrozzani, componente del comitato organizzatore, anche lei. Antonio Bozzo, presidente regionale Veneto, Associazione Nazionale Bersaglieri. Buongiorno. Cristiano Pellizzaro, addetto stampa e social, giornalista che si occupa, sa tutto del raduno e di più. Non ha fatto il bersagliere, è l'unica cosa. Gli altri invece sono bersaglieri in congedo, a parte la signora Ida Rosa che è nipote, ma ci racconterà bene di un bersagliere illustre. Allora, prima di incominciare i nostri racconti, entrare nel merito delle vicende, delle questioni, questa volta interessanti, piacevoli, non polemiche assolutamente, come sempre dedichiamo il nostro spazio ai pensionati, quindi la parentesi con lo SPCGL del Veneto. A tra poco.